Massimo D'Arè, Presidente dell'Ordine degli Autori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia. Ecco, dottor D'Arè, Presidente, oggi abbiamo assistito a un convegno che ha introdotto le novità del correttivo 2024 sulla composizione negoziata della crisi d'impresa, un argomento molto difficile che a volte appunto servono proprio gli esperti per capire di cosa si sta parlando. Che cosa ci può dire del convegno di oggi intanto? È un convegno molto importante che viene sviluppato dagli ordini di autori commercialisti e esperti contabili di Venezia e anche quello di Rovigo e con la Camera di Commercio, che comunque ha un ruolo importantissimo all'interno di quella che è la composizione negoziata della crisi d'impresa. Sono state delineate oggi quelle che sono le novità di quello che viene definito il correttivo ter e quindi alcuni miglioramenti della norma che possiamo riassumere soprattutto in quello che è il rafforzamento del ruolo dell'esperto, che è un ruolo centrale nella composizione negoziata della crisi d'impresa, e anche il ruolo delle banche, i loro diritti e i loro doveri, e quindi anche un nuovo rapporto con gli istituti di credito. Diciamo che la normativa è stata un pochino migliorata in generale, e quindi questo potrà nel tempo essere un buon viatico per l'utilizzo di questo strumento che cerca di prevenire quella che è la crisi d'impresa. Ecco, crisi d'impresa e quindi ruolo dei commercialisti, che credo sia anche cambiato nel tempo, che come ci spiega l'evoluzione e qual è il ruolo appunto del commercialista nella crisi d'impresa? In generale il ruolo del commercialista della crisi d'impresa è molto importante, perché comunque può assumere diversi ruoli. Nella fattispecie, per quanto riguarda la composizione negoziata della crisi d'impresa, il ruolo principale che possiamo vedere nello strumento è quello dell'esperto, quindi quel soggetto che va in qualche maniera a consentire che l'accordo tra i creditori e l'imprenditore, quindi l'azienda, venga effettuato. C'è la necessità di competenze sia di tipo tecnico e quindi economico-giuridico, sia di importanti competenze anche sotto l'aspetto relazionale e anche di mediazione. Quindi diciamo che c'è un 360 del professionista che deve comunque cercare di avere delle competenze molto, molto spiccate. Dall'altra parte il dottore commercialista esperto contabile può essere anche l'advisor dell'azienda che è in difficoltà e che quindi deve accedere a questa procedura. Quindi un ruolo che è di accompagnamento per le aziende verso questo istituto comunque nuovo, perché c'è da pochi anni, e che rappresenta un'opportunità per le aziende di potersi rimettere nel ciclo produttivo in maniera efficace. Senta Presidente, oggi durante il suo intervento ha parlato di collaborazione tra tutti gli attori che fanno parte della crisi d'impresa, per cui Camere di Commercio, commercialisti, avvocati, imprese. Come sarà possibile collaborare? Perché appunto richiede un grande sforzo la composizione negoziata. Allora, io ritengo, e oggi l'ho proposto, che tutti gli attori, non stiamo parlando di numeri enormi, di procedure, però ci sono delle esperienze, secondo me, che possono essere calate anche sul campo e quindi condivise con tutti gli attori, non solo di tipo unico professionale, ma anche con, per esempio, i dottori commercialisti la possono condividere con gli avvocati e anche con la Camera di Commercio, cercando di fare anche squadra e cercando di individuare quelle che sono le migliori pratiche, le best practice, per poter addivenire veramente con efficienza ed efficacia al numero più alto di composizioni negoziate, che, come ricordo, hanno uno anche dei principali obiettivi, che è quello del salvaguardia dei posti di lavoro. Ecco, le faccio un'ultima domanda che è un po' fuori programma. Si salvano le aziende con la composizione negoziata? Dai numeri che sono stati presentati oggi da Unioncamere, sì. È anche vero che è stata una fase, chiamiamola, di start-up anche per questo strumento, e quindi le imprese non avevano capito molto bene quali erano le caratteristiche per poter accedere a questo strumento, e quindi ci sono state molte archiviazioni iniziali.
Diciamo che soprattutto anche con l'inserimento di quella che è la transazione fiscale, si diceva, sono raddoppiate quelle che sono le richieste di immissione in questo strumento, e quindi l'auspicio è proprio quello che ce ne siano di più perché sono necessarie e che ci sono più soluzioni in maniera efficace di queste crisi.